Buon pomeriggio Ieso, buon pomeriggio dal reparto sperimentale di volo. Massimo, che bello incontrarti ogni anno, è una tradizione alla quale il reparto sperimentale non può mancare. Porto a te e a tutto questo spettacolare litorale i saluti del comandante del reparto, colonnello Fabio De Michele, e ti presentiamo 3 perle tecnologiche dell'aeronautica: il C-27 J Spartan, il 346 e l'Eurofighter Typhoon. È un velivolo per categoria, rappresenta una sintesi perfetta di tutti i ruoli del doppio aereo contemporaneo. Noto l'eccezionale manovrabilità di questo velivolo. C-27 Spartan ovunque va riscuote successi, non voglio suonare, è rappresentato da un elemento imbattibile ed è il più prezioso ed è l'unico che è capace di conferire maestosità e leggerezza ad ogni manovra. Si tratta ovviamente dell'equipaggio. Del C-27 il suo equipaggio è composto dal maggiore Davide Sottotetti, che conduce il velivolo, dal maggiore Ettore Pasini, che è il fuochista, così chiamato in gergo pilotesco, perché è attento alla gestione dei motori, e poi c'è il luogotenente Giuseppe Civica che cura la configurazione e i parametri di volo. Abbiamo parlato di reparto sperimentale volo e gli abbiamo attribuito un bel applauso, ma per i meno avvezzi, cos'è il reparto sperimentale volo? Il reparto sperimentale di volo, per intenderci, è il reparto dei collaudatori, ovvero di quei piloti che hanno il coraggio, la bravura, l'onore di volare per primi sugli aerei del futuro. Pilota collaudatore non è da solo, formato da un'equipe di ingegneri Al pubblico presente che si lavora sempre in massima sicurezza, che queste manifestazioni lavoriamo all'interno di un range di sicurezza assoluto, dico bene? Assolutamente, tu sei il maestro in questo campo, io sono solo a prendere lo svolgimento di queste manifestazioni realizzate da direttive, da procedure precise, estremamente stringenti in termini. E mentre raccontiamo, vediamo in volo questo bellissimo volo fluido, fantastico, apprezzando la manovrabilità di questa macchina che lo rende veramente duttile ed utilizzabile in tantissimi teatri operativi. Una gran bella macchina che non manca di stupire durante questi azioni, perché persone non sono abituate a vedere questo mastodontico velivolo che opera e manovra come magari nelle piccole dimensioni, e questo gli fa un momento apprezzabile. È il fratello minore del C-130 della Lockheed, molto più versatile ovviamente in termini di logistica e di costi. Lo Spartan ha riscritto la storia dei velivoli militari da trasporto multiruolo. Le singolari caratteristiche aerodinamiche e il massimo punteggio di interfaccia guadagnato nei test di valutazione sperimentali conferiscono doti di estrema manovrabilità che sorprendono anche i più navigati intenditori. L'ultimo premio ricevuto nel 2022 è il Douglas Bader Prize nel corso del Royal International Active, che è l'air show più importante del mondo quando si parla di velivoli militari. E vanno fatti i complimenti per questo pedigree non indifferente che macchine e uomini stanno annotando su questo frangente. Tra l'altro il reparto sperimentale del volo dove fa base? Dove siete operativi? Dove stanza e si vive? Noi dipendiamo dalla DASA, che è una divisione tra l'altro di recente istituzione che ha sostituito il centro sperimentale di volo. Noi operiamo nel sedime di Pratica di Mare, che è stato il teatro dell'air show del centenario nel recente giugno. Guardate che bella questa virata stretta, questa Schneider eseguita da questo bellissimo aereo, fari accesi e tutto fuori. Una foto, ricordo, che vi invito a postare immediatamente sui social, invitando amici e chi che sia a presenziare domani, perché domani ci sarà il bis. Un esempio di temerarietà per antonomasia. Oggi le ali non sono più incollate con la cera, mentre noi concediamo il C-27, questa spettacolare derby che è tipica di altri. Noi ricordiamo appunto Igaro, che nell'atto di